L'ospite della domenica è Lucia Sardo, grazie di essere qui, benvenuta. Grazie a voi per avermi invitato. Allora Lucia sarà testimone a Via Grande della edizione 15ª di State a Corti, che è un festival internazionale del cortometraggio comico-umoristico. Di che si tratta? Di che si tratta? Niente, è un festival di cortometraggi comici, umoristici. Io sono molto contenta perché nasco comica e poi al cinema invece sono stata apprestata alla tragedia, mentre invece a teatro ho iniziato proprio studiando commedia dell'arte, per cui... Quindi ti divertirai? Mi diverto tanto a Via Grande, a parte il festival che è delizioso, è proprio bellissimo stare a Via Grande, è bellissimo stare in questo posto ed è molto affascinante vedere i corti, perché poi soprattutto di questi tempi che abbiamo bisogno di sorridere, abbiamo bisogno di leggerezza, quindi è un festival apprezzatissimo e azzeccatissimo in questo momento. In bocca al lupo per questa edizione numero 15. Allora, tu sei di Francofonte, sì. Sei vissuta a Catania e poi ti sei trasferita a Milano, perché sentivi il desiderio di fare l'attrice da piccola, com'è stato? No, io non ho mai pensato di fare l'attrice, anche se uno zio francese un po' mentore mi chiamava comédienne, ma petite comédienne. Ma petite comédienne. No, non l'ho mai pensato, non sono nemmeno andata a Milano per fare l'attrice. Per fare cosa? Ma sono andata a Milano intanto come tutte le ragazze degli anni 70 che di paese avevano bisogno di respirare, di aria. Avevano scoperto, io grazie alla lettura, avevo scoperto che esistevano altre culture, altri mondi, quindi volevo allargare un po'. Volevo uscire un attimo dalla... Però poi hai fatto presto teatro, scuola di teatro. Sì, ho iniziato poi lì a Milano, ma sono andata per l'università, poi invece ho interrotto l'università, ho lavorato e poi è entrato il teatro nella mia vita e lì ho scoperto qual era la mia vocazione, perché la vocazione molte volte non ce l'abbiamo da piccoli, ma la scopriamo per strada. Ed è bello riuscire a scoprirla, perché non sempre si riesce. È un terno all'otto, è una cosa fantastica. Quindi ti ritieni fortunata? Fortunatissima da questo punto di vista, perché poi ho fatto quello che mi piaceva fare. E hai fatto per 15 anni solo teatro, è vero? Ho sempre fatto teatro, anche adesso che sono stata prestata al cinema, io faccio sempre serie, teatro. Fai tutto ormai. Faccio teatro e poi ogni tanto vado al Luna Park del cinema, o della fiction televisiva. Che è di nuovo la parte comica, la parte divertente. Sì, beh no, io al cinema faccio sempre le tragedie, ho pianto più io al cinema, ho pianto mariti, figli. Ora ne vedremo qualcosa. Allora, innanzitutto il debutto al cinema nel 92 con La discesa di Acla a Floristella di Aurelio Grimaldi. Ne vediamo un tratto insieme, sì, no. Un momentino, e poi lo commentiamo insieme. Questi sono 500 litri di soccorso morto. Vostro figlio da lunedì a sabato per 8 anni è cosa mia. Questa serve per farti assaggiare la mano quanto è pesante, guardala. Ti vuoi fare morire tutti di fame? Facciamo il suo lavoro, e levati non so. Sì, pazzo. Ormai ci ha dato il soccorso morto. E col soccorso morto comanda più il tuo picconiere che non io che sono tua madre. Io mi dirò tutta la vita come a me pazzo, non ci voglio stare, manca ammazzato. Dov'è Acla? Eccola là, questo è il premio che ha vinto il film. È un film impegnativo e drammatico, no? Molto drammatico, molto impegnativo, e quel film ha segnato la mia vita, perché ho girato il film invecchiata, perché il regista dopo il provino ha detto: è lei. E l'aiuto regista diceva: ma non è possibile, è troppo giovane, non lo può fare. E lui ha detto: me la invecchiate. E da allora ho sempre girato invecchiata, sempre. Sto sperando di fare un film della mia età, prima o poi. Prima o poi ci riuscirai. Probabilmente perché hai questa capacità di tirar fuori, come dire, il senso dell'esperienza, no? Delle persone che hanno vissuto, che sanno un po'. Sì, beh, sicuramente è una cosa che mi appartiene, no? Ma hai avuto dei maestri oppure tutto viene da te? No, io sono una attrice che ha studiato. Non vengo dai talk show,
non vengo dal Grande Fratello, io ho studiato uno studio Con serio. tutto come si dice, la stima per il Grande Fratello che ho fatto anch'io. No, ma voglio dire, però un conto è, molte volte dei giovani registi mi dicono ti piace questa faccia? Dico, ma che vuol dire questa faccia? Ecco. Non esiste la faccia. Bisogna studiare. Esiste lo studio, questa faccia è bellissima, ma gli fagli delle foto, falla sfilare questa donna, ma fare teatro, fare recitazione è un'arte e allora bisogna lavorare. Per esempio in 100 passi, 100 passi lo conosciamo tutti, è un film famosissimo, Marco Tullio Giordano, una tragedia che riguarda tutti noi, l'assassinio di Peppino Impastato nel 78, dove tu reciti la parte della madre. Vediamo proprio il momento in cui tu apprendi questa terribile cosa, vediamo. Sei tu! Di che è questa stanza? Questa è la mia camera da letto. Ma che è successo? Ma lei che fa? Ma cosa sta facendo? Io Valentino, e comizio domani. Sequestrate libri, quaderni, giornali, riviste, tutto quanto. Questa è tutta roba mia. E qui si vede come, diciamo, nel film è ben documentato come loro invece di preoccuparsi più che altro della sciagura che era capitata andavano a cercare per capire se per caso non c'era qualche elemento di sospetto, quindi la vittima diventava un po' colui che veniva in qualche modo indagato. E anche qui fai la parte di... È un ruolo drammaticissimo, non solo, ma un ruolo... E ti invecchiano. E mi invecchiano, chiaro. Però inizio giovane. Ecco. Ma tutti si ricordano le ultime scene, quando il personaggio aveva all'incirca 70 anni, ma io comincio da giovane perché ho i bambini piccoli. Certo. Questo è stato un ruolo potentissimo da un punto di vista proprio karmico, proprio spirituale, perché facevo una persona che esisteva. Ho conosciuto Felicia, siamo diventate amiche, ci siamo incontrate molte volte durante la lavorazione del film e dopo io sono tornata tantissime volte, gli ho dedicato uno spettacolo che dopo 10 anni porto ancora in giro. È bello tutto questo. Ed è stato meraviglioso incontrare Felicia. Felicia era diventata una sorta di sacerdotessa, ormai non era più la mamma dolorosa di Peppino, ma era un'anima, a parte lei era un'anima antica. Quella è diventata la casa del mandante, è diventata casa felice, però periodicamente parliamo del rischio che venga sottratta per questioni burocratiche, eccetera, malgrado sia un bene, come si dice, sottratto alla mafia. Noi abbiamo fatto un rituale quando è stato affidato alla famiglia Impastato, c'erano veramente 100 passi da casa di Felicia proprio e l'abbiamo fatti. Deve essere stato molto commovente. Molto emozionante. Guarda, quel film mi ha fatto piangere dal primo giorno, da quando ho letto la sceneggiatura. Tutti noi siamo stati. E tutt'oggi, se lo rivedo, è un film che mi assorbe, mi prende, nel senso che per i primi 5 minuti mi ricordo che sono l'attrice, che facevamo il film, e poi la storia mi rapisce e piango tutte le volte. Fantastico, questo vuol dire essere grandi attori. E poi hai fatto tantissime altre cose che, insomma, non sto qua, lo faccio solo per titoli, non ti offenderai. No, ma Il Capitano Maria, all'onore, rispetto, ultimo capitolo, Romanzo siciliano, Il segreto dell'acqua, Mia madre. E so che hai fatto una cosa importante, recentissima, a Los Angeles. Ho fatto, sì, questo è stato il dono dell'universo. L'universo mi ha fatto un regalo, mi ha detto sei al tramonto, ma noi ti facciamo conoscere l'alba. Che bello, ma quale tramonto? L'alba sì, ma il tramonto no. E che alba è? Andare a Los Angeles, stare 3 mesi e mezzo a Hollywood e soprattutto girare tutto negli studios che sono stati di Charlie Chaplin, che è stato il mio mito. Che emozione! Tu pensi che il mio primo spettacolo da sola, dopo che ho lasciato il gruppo dove mi sono formata, che era un gruppo di teatro, insomma, di ricerca, il mio primo spettacolo è stato uno spettacolo dedicato a Charlie Chaplin. Quindi immaginati che adesso eri nello studio dove lui girava. No, vabbè, io ho pianto, quando mi hanno detto questi erano gli studi di Charlie Chaplin, io ho pianto di nuovo. Senti, ma di che si tratta? Allora, intanto è una miniserie di 8 puntate. Però.
Sono 8 puntate, è la storia fra un ragazzo siciliano, è una storia vera, è tratta da un libro il libro è già stato un bestseller in America, ed è la storia di un ragazzo siciliano che si innamora di una ragazza afro-cubana. Si innamorano, ovviamente razzismi da ambedue le parti, quindi gli afroamericani che non volevano il siciliano, i siciliani che non volevano gli afroamericani. Il figlio va a vivere in America, poi adesso per contratto non posso raccontare moltissimo la trama, ma diciamo che a un certo punto succede qualcosa e io parto in America. E come si chiama? From Scratch. Ah, quindi proprio in originale. E Netflix un mondo andrà in giro nel mondo sì. in autunno, non so se posso dire la data, ma forse come la posso. No? Perché no? Puoi dire? Ma noi abbiamo, guarda, gli americani hanno dei contratto contratti, però vi dico che da domani inizierà la pubblicità. Va Forse bene, lo mettiamo oggi, domani, presto. A ottobre parte la serie. Perfetto. Vediamo cosa invece che possiamo vedere, meno misteriose. Sulla giostra, regia di Giorgia Cecere, dove c'era Claudia Gerini. Possiamo vedere un momento così poi mi dici anche com'è stata questa esperienza e il rapporto con la Gerini. Che dici se stasera andiamo a cena fuori? Così ti riposi, non devi cucinare, mettere a posto. Ti va? Ti ringrazio del pensiero, ma mo io stasera mi mangio una cosa e me ne vado a dormire. Esci tu, che ti distrai un po'. Chiama quello, a Gianni. Ovviamente sempre invecchiata. Gianni. Allora, rientriamo in studio, sentiamo i commenti di Lucia. Dicevi ovviamente sempre invecchiata. Ma ormai questo è il mio karma. Quando arrivo mi chiama il regista, poi io non vivendo a Roma non frequento mai, per cui non sanno come sono realmente. Per cui mi chiamano da vecchiaia a vecchiaia. Per cui la prima cosa che mi dice il regista mi fa: ma tu non sei vecchia? Dico no, ci sto arrivando piano piano. Ci sto arrivando. Piano piano, che adesso finalmente... Senti, come sta il rapporto con Claudia Gerini? Beh, Claudia già la conoscevo, bellissimo, bellissimo. Siamo due sagittari, ecco. Sia io che Claudia, quindi siamo persone molto espansive, molto generose. Non lo devo dire da me stessa, però siamo compagnoni. Claudia è una grande professionista. Ma poi ti ha portato fortuna perché con questo film, Sulla giostra, hai vinto il premio Mariangela Melato al Bari International Film Fest. Sì. Allora, possiamo vedere questa premiazione un attimo così rivivi quelle altre emozioni? Vediamo. Il premio Mariangela Melato per la migliore attrice protagonista è andato a Lucia Sardo per il film Sulla giostra di Giorgia Cecere. Ada, che caffè l'hai fatto? Sì, ora lo faccio. Erano molti anni che abitava lì. Irene, ci sono dei problemi con Ada. Perché questa signora non se ne vuole andare. Noi non possiamo comprare se la casa è abitata. Cioè, la governante che tiene in ordine, ma non abita qua. Cose da pazzi, ma che stai facendo? Ma che fai? Che fai? Che cos'è? Sei tu quella che non se ne vuole andare? No, il film è delizioso, la sceneggiatura è splendida, io ho trovato una sceneggiatura splendida, è una commedia leggera ma nello stesso tempo molto profonda, come le belle commedie italiane, no? Che speriamo che tornino, perché si sorrideva, ma si sorrideva di problematiche forti, belle, e questo personaggio io l'ho amato tantissimo, Ada, perché fa parte di quelle donne che non hanno mai potuto pretendere qualcosa dalla vita, sono sempre state al servizio, hanno dato la loro vita per gli altri. Ma questa tua straordinaria sensibilità, da dove ti deriva? È bello questo, sentirti parlare. Ma guarda, una volta ho incontrato una persona, una sciamana, mi ha detto: sei piena di storie. Ha detto: ti sei salvata col teatro, saresti impazzita. Ci sono anime che accolgono. Beh, non direi, stai benissimo, sei perfettamente... Ma perché butto fuori attraverso i miei personaggi. Mi ero dimenticato di ricordare un altro successo della nostra Lucia, che è, con quale ha vinto il Chuck d'Oro, tra l'altro, che è Picciridda. Sì. Che è del 2020, Con i piedi nella sabbia. Vediamolo un momento e poi lo commentiamo insieme.
Tu qua devi restare, che tua madre non ce la può fare con due piccirini. Non come l'hanno chiesto. E dicevo no, non voglio che partite senza di me. Io li odio. Nonna, ci sono zio Piero, Rosa Maria. Ti disse che non voglio che hai niente a che fare con Sempano. Io ti voglio bene e tu non si mi pare niente. Non t'azzardare, eh? Tua nonna è brava. Se certe volte mi arrabbio, è perché uno è cattivo e io voglio che tu ti fai una pelle dura. Questo è tratto dal romanzo di Catena Fiorello, è vero? Sì. Si chiama Piccirino. Anche questo è una parte... Bellissimo questo film, bellissimo, toccante, necessario, struggente, poetico. Io E per sono- noi che non ce lo ricordiamo, perché è così importante? È questa relazione fra nonna e bambina. Nonna che con i suoi... All'inizio odi questo personaggio perché è dura, è cattiva, picchia la bambina. Ah, addirittura. Vabbè, come si faceva negli anni 70, cioè Anticamente. era normale picchiare, era il modo di educare. Poi però? Poi però alla fine si svela tutto e chiaramente non lo svelo qua e si capisce perché questa donna... e questo fa parte di quest'altra galleria di donne, no? Donne forti, donne che hanno dovuto combattere, hanno dovuto lottare quotidianamente per avere la loro indipendenza, per essere rispettate, donne che non accettavano l'umiliazione. E quindi era dura per una donna Certo. degli anni 70, anziana, non accettare l'umiliazione, la sottomissione. Oggi le cose sono molto cambiate, o no? Per fortuna sì, nell'apparenza, ancora nella sostanza io No, dico... dai! Ma sai, nella sostanza ancora noi viviamo in un maschilismo tossico, in un patriarcato, ma siamo vittime entrambi, sia i maschi che le femmine, vittime dei dettami del patriarcato. E quindi se una donna deve subire, un uomo a tutti i costi deve far vedere che è figo, che è macio. Abbiamo un maschile malato, tossico. Questo in tutto il paese oppure dalle nostre Io credo parti? in tutto il mondo. In tutto il mondo? Sì, sì. E come si fa a venirne fuori? Piano piano, voglio dire. A scuola, la famiglia. La scuola può fare tantissimo, ma anche le insegnanti. Anche i film delle volte. I no? film, questo è un film fantastico che può veramente passare delle nozioni. Dovrebbero vederlo tutti i ragazzini a scuola perché si parla di violenza. E in modo molto poetico, molto poetico. E questi anni di Covid che contributo hanno dato in una direzione o nell'altra secondo te? Allora, siamo migliorati o siamo peggiorati? Non lo so, lo vedremo perché stare chiusi per 2 anni in ogni caso abbiamo fatto i conti ognuno con se stesso. E quindi questa è una cosa che... ci ha fatto bene questo? Non lo so se ci ha fatto bene, lo scopriremo. In ogni caso mettersi a contatto con la propria anima, con la propria natura, con la propria essenza, non sempre fa bene, nel senso che ci vuole una preparazione. E allora può diventare un'occasione immensa, proprio per dirottare da un'altra parte, o può essere una cosa che ci fa chiudere... disturbante. Certo, è come quando si va da uno psicanalista, se è bravo ti ci porta piano piano. Speriamo quindi che siamo andati Diciamo più... che noi, alcuni hanno imparato a nuotare perché li hanno buttati a mare, io preferisco insegnare a nuotare a qualcuno con dolcezza, con delicatezza, gradualmente. Tu dove vivi adesso? Allora, io vivo a Catania. A Catania? Sì. Naturalmente sono un po' Ti muovi zingarella, spesso? certo, mi muovo Senti, spesso. e Catania com'è cambiata? Come la trovi? Allora, ti devo dire che la frequento poco, perché, no, nel senso che sono un po' orsa. Ah, ecco, sei tranquilla per i fatti tuoi. Sì, non sono mondana, quindi sono molto selettiva. Ma cos'hai, un po' di amici, parenti? Sì, ho amici pochi. Sono colleghi? Pochi. Meglio no. Allora, diciamo che accanto alla mia carriera di attrice ho delle cose che mi appassionano
Beh, immagino. in modo Certo. simile, diciamo. Intanto ho una scuola di recitazione. Ah, che bello, qui a Quindi, Catania? A Catania, per cui mi occupo moltissimo di ragazzi, Importante saperlo, di Lucia giovani, Sardo, giovani. che per me è un punto E molto i giovani importante. vogliono fare gli attori? Sì, beh, adesso tutti vogliono fare gli attori. O vogliono essere famosi, come si dice? E anche vogliono sui essere social, famosi, eh? sì, perché oggi sai benissimo che se non sono visto non esisto. Però vengono da me, io diciamo che gli effetti collaterali di questo lavoro che faccio io è diventare sani. Ah, Toni Curi, eh? E quindi loro arrivano pensando di andarsene poi a fare il Grande Fratello, di andare a fare il piano piano, assistono ad altre cose e come effetto, per cui ci sono ragazzi che mi dicono: sai che io prendevo prima il Lexotan, non lo prendo più. Caspita, che bello. Sai che io avevo gli attacchi di panico, non ce li ho più. Perché? Perché osservarsi. Noi lavoriamo sul corpo. Il primo anno recitazione non esiste, esiste il movimento, il corpo, la direzione, il tempo, il ritmo, la relazione Beh, con gli altri, il gruppo. Certo. Fantastico. Beh, stare da Lucia Sardo deve essere meraviglioso. Avrai tempo per una vacanzina oppure non se ne parla nemmeno dopo Via Grande? Ma guarda, io ho sempre tempo di vacanza, nel senso che il mio lavoro già è una vacanza. Ah, che bello. Mi piace talmente tanto che... e poi non è che vado in ferie come un impiegato per cui c'ha il mese. Io finisco il lavoro, magari mi prendo 3 giorni. Hai in mente una località? Non lo diciamo a nessuno. No, ho una casa al mare a Pachino, per cui Bellissimo solitamente lì, vado lì un Caspita. po'. E poi insomma vado. Perfetto. Il Buone vero vacanze. riposo è anche quello spirituale. Infatti, logico. Si Quello capisce, vero. si percepisce che sei una persona che vive molto profondamente. Grazie Sì. per essere stata qua, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te. Allora posso dire che aspetto tutti questa sera nel giardino meraviglioso di Via Grande. Certamente, e ci saremo. Grazie. Ti Lucia ringrazio. Sardo. Grazie a te. mille.